Buongiorno, bentornati alla Casa delle Notizie. Siamo giunti alla quinta edizione di questo appuntamento che porta i nostri lettori a scoprire Vicenza Oro, le novità, le collezioni e anche a parlare coi protagonisti. Partiamo presentando questa edizione della Fiera dell'Oro con il direttore del Giornale di Vicenza, Marino Smiderle. Elena, e buongiorno agli ascoltatori. Il direttore di Vicenza Oro, Matteo Farsura, che ci racconterà un po' cosa succederà in questi 5 giorni. Buongiorno, grazie per l'invito. E il direttore di TV Notizie, Gianmarco Mancassola. Buongiorno Maria Elena, lieto di essere qui con voi. Allora, direttore Mancassola, 5 edizioni e tante cose abbiamo raccontato, tante ne racconteremo in questi giorni. Assolutamente sì, è un'iniziativa fondamentale per chi fa informazione, esserci all'interno dei luoghi in cui si trasforma la società, si trasforma l'economia e dove si producono anche le notizie. Quindi è giusto esserci, TVA e il Giornale di Vicenza in questo fanno un grandissimo servizio ai lettori, ai telespettatori, al pubblico, perché qui c'è un termometro importantissimo di come evolve il mondo dell'economia e quindi di riflesso di come evolviamo tutti nelle nostre vite quotidiane. Se devo giudicare, a proposito di termometri, dal traffico che si è sviluppato questa mattina intorno al polo di Vicenza Ovest, devo dire che questa è un'edizione che promette davvero bene, non soltanto in termini di espositori ma anche di visitatori, perché è stata davvero dura arrivare qui, ma ci fa piacere, sono quel tipo di code e di colonne che ci fanno piacere perché ci dicono che Vicenza è attrattiva, che Vicenza è un polo internazionale, gli occhi del mondo dell'oro sono puntati su Vicenza, quindi giusto esserci qui, anzi doveroso. Allora, ringraziamo il direttore che so che Grazie deve scappare a fare il TG e diamo il benvenuto invece alla senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, che è un habitué peraltro di Vicenza Oro. Grazie. Direttore Smiderle. Allora, questa è la quinta edizione, devo dire che possiamo un po' parlare un po' di noi, che abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni, perché essere qui all'interno di Vicenza Oro è stata una scelta fatta da noi del Giornale di Vicenza e da TVA, proprio per illuminare quello che sta accadendo nel mondo dell'economia, nel mondo del settore settore orafo. Devo dire che arriviamo da anni difficili. Daniela Sbrollini può confermare, insomma sono anni in cui il mondo non è che stia benissimo. Vicenza Oro paradossalmente in questi anni ha guadagnato quote di mercato, questo è riuscito a girare in qualche modo le guerre e proporsi come punto di riferimento mondiale, guadagnando quote di mercato, dicevo, e per noi del Giornale di Vicenza è diventato ancora più importante esserci e raccontare quello che sta succedendo. È un settore dell'economia vicentina, ma direi di più, perché quando va in scena Vicenza Oro è per la città stessa l'occasione di aprirsi al mondo. Abbiamo i ristoranti pieni, gli hotel pieni, vengono a vedere le meraviglie del Palladio, insomma Vicenza Oro è un biglietto da visita che va oltre l'economia. Non a caso con Matteo Farsura poi ne parleremo, c'è il V-Off, ci sono iniziative extra, è l'occasione di Vicenza per aprirsi al mondo e per farsi vedere quanto bella è. Noi lo raccontiamo ai nostri lettori e a chi ci sta ascoltando in questo momento sul sito e sugli altri strumenti digitali. È un'occasione importante e vi invito a seguire sempre per questi giorni anche chi magari non è legato strettamente al settore dell'oro, ma guardando quel che succede qua dentro si riesce a capire un po' anche come va il mondo. Anche perché comunque si parla di economia, si parla di una situazione mondiale che non sta toccando solo l'oro, sta toccando tanti altri settori, quindi le incognite purtroppo sono molto simili anche per, penso al metalmeccanico, penso a tanti altri settori importanti qua in città e in Italia. Matteo Farsura, se ci sono le code, insomma un pochino è anche merito vostro. O colpa vostra. O colpa perché comunque come IEG avete fatto un grande lavoro, si apre questa edizione con un altro sold out, 1300 brand,
tanti, soprattutto quando c'è un cantiere in mezzo. Assolutamente, un grandissimo segnale. Mi dispiace per le code, però è l'unico momento in cui sono felice di questa notizia. Ringrazio anche TVA e i giornali di Vicenza, perché avere una sorta di diario di bordo di questi 5 giorni di manifestazione permetterà ai cittadini di vedere, essere orgogliosi di avere nella propria città una manifestazione di così ampio respiro internazionale. Vicenza Oro è tra le prime 3 fiere al mondo per quanto riguarda l'oreficeria e la gioielleria. E quali sono le altre 2 città? Hong Kong e Las Vegas, quindi Hong Kong, Las Vegas e Vicenza. Quindi assolutamente seguite questa rubrica, perché ovviamente è importante che ogni cittadino sia orgoglioso di questa manifestazione che animerà le attività commerciali, animerà la città. Abbiamo la 13ª edizione del V-Off, che ha portato qui in fiera questa mattina 650 ragazzi. Sappiamo che il ricambio generazionale nelle aziende è una priorità, la stiamo affrontando seriamente con le associazioni, con il governo, e anche noi mettendo a disposizione i nostri spazi, i nostri appuntamenti, per far conoscere questi ragazzi il nostro mondo, il mondo dell'oreficeria, e le aziende vicentine in questo caso, che fanno prodotti fantastici, fanno prodotti che girano il mondo. In questi 5 giorni ci saranno circa 130 paesi presenti, e quindi un segnale di forza di Vicenza Oro ancora una volta. Daniela Sbrollini, dicevo prima, lei è un habitué perché non si perde un'inaugurazione, io credo di averla sempre vista. Cosa può fare invece la politica? Dottor Farsura parlava di ricambio generazionale, ma ci sono le incognite di cui abbiamo accennato con il direttore. Come può la politica intervenire anche per aiutare le imprese? Prima di tutto grazie dell'invito, perché ancora una volta il giornale di Vicenza, come sempre, è accanto a questa straordinaria fiera, e quindi questo vuol dire fare informazione sempre in maniera eccellente, come fa il plauso a lei, al direttore Smiderle, e un plauso veramente al nostro direttore della fiera, perché entrando si vede subito la bellezza, l'organizzazione, ed è un gioiello, è un biglietto da visita, come è stato giustamente detto, quando ci sono 1300 espositori, 130 paesi da tutto il mondo. Per me è un onore e un dovere essere qui, perché la politica a tutti i livelli deve essere accanto ai nostri imprenditori e artigiani, a tutte le persone che lavorano per rendere questa fiera ogni anno più bella, ma dobbiamo farlo prima di tutto, basta leggere anche gli editoriali di Marino Smiderle per renderci conto di quanto sia intanto importante dare stabilità internazionale, stabilità nazionale, avere un piano, io spero, di lungo respiro. Su questo sono un po' più critica rispetto alle scelte del governo in questo momento, di politiche industriali e anche di strumenti di innovazione che sono necessari, perché guardiamo anche al tema delle start-up e dei brevetti, su cui ancora c'è molto da lavorare, ma anche su un rilancio del Made in Italy, perché se è vero che, come dire, questa è una fiera che ovviamente si rivolge e lavora molto, come il modello Nord-Est, sull'export, noi abbiamo bisogno anche di far crescere il mercato interno, la domanda interna, e dobbiamo necessariamente però aumentare, far crescere il potere d'acquisto degli italiani, che significa investire prima di tutto sul ceto medio, cioè su coloro che devono fare politiche di consumo, no? Sui nostri territori. Quindi il mio auspicio è ovviamente quello di poter essere propositivi, e qui non si guarda mai al colore politico quando parliamo del nostro territorio, quando parliamo dei nostri imprenditori. Noi ci siamo anche dai banchi dell'opposizione quando si tratta di fare questo lavoro, però dobbiamo ancora di più intanto tenere
come dire, la barra dritta su un'Europa che in questo momento è troppo fragile, perché la crisi della Germania ci preoccupa moltissimo, sul modello nord-est in modo particolare, l'instabilità della Francia, di tutti quei paesi che per anni hanno assicurato una stabilità all'Europa. Abbiamo bisogno quindi di investire anche su un modello di Europa più giovane, ed ecco quello che diceva il direttore, l'importanza anche del ricambio generazionale nelle nostre imprese, che non è facile, non è semplice, ma va accompagnata da buone pratiche e da una buona politica, no? Quindi su questo ci deve essere un lavoro di investimento che si fa assieme. Di ricambio generazionale parleremo anche domani proprio su questi divanetti con giovani che lavorano in azienda, e parleremo un po' anche dei progetti che sono in essere. Matteo Farsura, seconda edizione con un cantiere. L'amministratore delegato per Aboni ci ha detto: noi saremo contenti se alla fine della fiera ci diranno che non se ne sono accorti. Allora sì, diciamo che questa è la seconda edizione con questo layout che noi abbiamo chiamato transitorio. Mi permetto di sottolineare il lavoro straordinario fatto dai colleghi coordinati dal direttore operation Mario Vescovo per cercare appunto di fare in modo che la visita in fiera non sia in qualche modo influenzata dai lavori. A settembre il commento, il feedback che ci ha fatto più piacere ricevere è proprio: non ce ne rendiamo conto, ma dov'è il cantiere? E quindi continueremo con questo layout, ovviamente raccogliendo sempre spunti o feedback da chi farà la visita in fiera, però diciamo che buona la prima e quindi continuiamo. Tra l'altro il 12 dicembre abbiamo posato la prima pietra, un evento insomma concreto che abbiamo voluto fare sempre insieme alla città. C'è già un po' di padiglione fuori terra. Sì, è iniziata quella che i tecnici definiscono la fase 2, cioè la fase della ricostruzione, e quindi insomma possiamo dire che siamo nei tempi. Beh, anche perché, Maria Elena, mi permetto di intervenire, c'è la prospettiva poi è quella di vedere la TAV anche da queste parti. Se facciamo il conto di quello che succederà qui e in tutto il Veneto, a lavori completati ci vorrà qualche anno purtroppo e qualche altra coda probabilmente, però se pensiamo che un domani avremo la TAV che arriva in fiera e può andare dalla fiera direttamente all'aeroporto di Venezia, perché anche lì stanno collegando l'aeroporto alla rete ferroviaria, diventa veramente una rivoluzione in positivo, e la fiera credo ne usufruirà e cambierà proprio marcia. Quindi l'aspetto infrastrutturale sia interno per gli investimenti fatti da IEG, che si troverà pronta appunto in una beata combinazione tra infrastrutture esterne e infrastrutture interne, e credo che mantenendo questa quota di mercato, mantenendo il primato internazionale che Vicenza Oro si è guadagnata, ecco, potremo predire un futuro radioso. Ecco, poi in quella prima pietra c'era anche una copia del Giornale di Vicenza. Certamente. Matteo Farsura, parte Vicenza Oro oggi, ma parte anche il T-Gold e anche Vio Vintage al piano di sopra. Sì, effettivamente parte una piattaforma di eventi. Noi, il nostro posizionamento internazionale è quello di offrire a buyer internazionali la possibilità di trovare tutto quello che serve al loro business, e quindi con Vicenza Oro, T-Gold e Vio Vintage siamo in grado di coprire l'intera filiera, ed è l'unica manifestazione che permette di avere questa varietà. Il 60% dei 1300 espositori che partecipano a Vicenza Oro sono italiani, quindi made in Italy, e un 40% sono stranieri. A questo abbiamo aggiunto da qualche edizione anche la delivery hall at Palachis, quindi la possibilità per i negozianti, i dettaglianti di acquistare sul pronto, che è una cosa che non avevamo e abbiamo incluso nella nostra offerta, e quindi ancora stiamo ampliando e cercando di offrire il massimo ai nostri visitatori internazionali. Ecco, Vio Vintage è anche orologi, che è un segmento che sta aspettando il nuovo padiglione
per ampliarsi. Sì, quando parliamo di Vicenza Oro parliamo di oreficeria, gioielleria e orologeria. È da qualche anno che stiamo dando la possibilità anche alle aziende dell'orologio di partecipare. Lo facciamo all'interno del padiglione 1 con la Community Time dedicata appunto agli orologi contemporanei. Lo facciamo con il Vio Vintage, dove abbiamo un perfetto mix tra aziende che espongono gioielli vintage ma anche orologi bellissimi vintage. Ci sarà una bellissima mostra degli orologi Panerai e ricordo che questa è una sezione che può essere visitata dal consumatore finale, quindi anche il cittadino può iscriversi, venire qui e vedere anche questi orologi che verranno smontati, rimontati e quindi sarà un'occasione unica, direi, che offre Vicenza Oro. Ecco, direttore, nominavi prima il V-Off, quello che di bello vedono le persone che vengono a Vicenza, magari anche tornando poi. Può essere un volano anche poi in seguito a Vicenza Oro. Credo che per un visitatore straniero venire in Piazza dei Signori, tra l'altro in un momento particolare in cui post natalizio con una mostra particolare all'interno della Basilica, sedersi in piazza e vedere questa meraviglia palladiana, ecco, noi lo diamo tutto per scontato, ma in realtà è la nostra ricchezza. E Vicenza Oro è sempre l'occasione di attirare, e poi in prospettiva è un investimento proprio per attirare visitatori negli anni a venire. Ma è un momento davvero particolare. Stanotte è stata firmata la tregua tra Israele e Hamas e anche lì insomma è un segnale positivo, perché veramente un mondo trafitto da troppi conflitti non fa certo bene all'economia, se vogliamo parlare cinicamente, e non fa bene ai confini, perché un'economia vicentina che è diventata molto forte soprattutto grazie alle esportazioni. Ecco, se noi tiriamo via un po' di guerre da questo mondo, oltre a stare meglio tutti noi, ne guadagna anche l'economia e dobbiamo ragionare in maniera positiva. La firma che è venuta stanotte è anche insomma un inno di speranza per il futuro. Credo che da Vicenza Oro molti operatori possano accoglierlo con un po' di fiducia, ecco, diciamo così. Ecco, la tregua è una notizia positiva. È una notizia molto positiva anche che dopo le elezioni è venuta meno un po' questa incertezza su chi sarebbe stato il nuovo presidente, sia ripartito il mercato americano. Negli ultimi mesi del 2024 è stato decisamente più vivace rispetto ai mesi precedenti. Fra 3 giorni si insedia Trump, c'è un po' questo spauracchio dei dazi. Senatrice, come vede questa nuova presidenza, anche alla luce magari della prima, ma credo che saranno 2 cose abbastanza diverse. No, sicuramente dal mio punto di vista ovviamente non tifavo per Trump, appunto mi auguro che ci sia un cambiamento in positivo, perché noi non abbiamo bisogno di dazi, non abbiamo bisogno di politiche, diciamo, che vadano nella direzione di essere contro ciò che invece è un mondo sempre più globalizzato, che si deve aprire. Abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio, una pace, assolutamente. Io spero, mi auguro che il secondo Trump sia migliore del primo. Questo è l'auspicio, perché noi guardiamo ovviamente con grande attenzione da tutti i punti di vista, e in modo particolare oggi parlando qui in fiera al mercato americano, che per noi è importantissimo. E io spero che questo sia, come dire, un inizio positivo anche rispetto ad altri conflitti internazionali che devono andare nella direzione di trovare una soluzione definitiva, perché è chiaro che avere il conflitto Ucraina-Russia, avere altri conflitti internazionali nel mondo ci preoccupa moltissimo. Però per noi le parole chiave rimangono queste: stabilità dell'Europa e una nuova Europa,
È un modello occidentale che deve essere sicuramente più organizzato, più forte rispetto alle fragilità che stiamo assistendo, vivendo oggi, perché poi gli imprenditori, gli artigiani sono abituati, soprattutto nei nostri territori, ad andare avanti indipendentemente dalla politica, però questo non è giusto nei loro confronti, perché noi dobbiamo dare loro ancora di più quella fiducia. Non hanno bisogno di molte cose, hanno bisogno appunto di stabilità, di certezza, di sapere che possono investire senza avere rischi continui di governi che si alternano. Quindi è una tassazione anche amica, e mi permetto di dire, proprio perché IEG e la Fiera dell'Oro stanno facendo questo lavoro, investire sempre di più nella formazione dei nuovi giovani, dei giovani che si avvicinano a questo mestiere straordinario che è l'artigianato e tutto ciò che fa crescere la nostra economia. E come diceva il direttore Smiderle, è un biglietto da visita poi, perché chi viene in questi giorni in fiera da tanti paesi del mondo poi ci torna anche in forma privata, perché si accorge di quanto bella è la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione, e noi magari non ci rendiamo conto di vivere ogni giorno nella bellezza, no? Direttore, Trump è stato, penso, il primo presidente che non ha iniziato guerre nel primo mandato, presidente americano. Questa notte si è firmata la pace, può aiutare anche negli altri conflitti la sua presenza? Ma sinceramente non ho... Chiaro che lui si è presentato appunto annunciando che la guerra in Ucraina sarebbe finita in poco tempo dopo il suo arrivo. Non lo so, l'importante è che ci sia anche una pace giusta, ovviamente, perché non è che tutte le paci siano uguali, per cui bisogna anche stare attenti nel capire, tutti noi aspiriamo alla pace, ma una pace giusta che non dia, diciamo, ragione a chi quel territorio li ha invasi. Questo è un ragionamento, credo che lo faccia bene anche Trump e negli Stati Uniti. È evidente che noi da qui a Vicenza, tra le altre cose, abbiamo un'importante base militare americana, c'è una comunità americana di 15.000 persone, quindi anche loro sono qua che aspettano di capire cosa cambierà con Trump al comando di nuovo. L'hanno già provato stavolta, vedremo una seconda edizione. Dal punto di vista economico e della fiera, ecco, le politiche di dazi certo non sono un incoraggiamento, ecco. Per cui, però anche lì prima di pronunciarsi bisogna capire cosa farà effettivamente Trump. Matteo Farsura, siamo quasi in chiusura. Martedì sarete contenti se? Lo chiedo anche a lei. Allora, Vicenzaro è un insieme di persone, un insieme di imprese, è un insieme di fattori che poi alla fine hanno sempre dato un esito comune. Quindi far crescere le aziende, farle crescere però in maniera consapevole. In maniera consapevole significa capire quelle che sono le priorità. Oggi non possiamo più pensare al profitto e basta, oggi dobbiamo cambiare le nostre aziende in base a quelli che sono poi le tendenze e le innovazioni che il mercato ci offre. Saremo contenti se gli imprenditori avranno incontrato il loro buyer, se avranno imparato dai molti speakers che saranno qui ospiti nei nostri palinsesti, e quindi se avranno anche avuto spunti interessanti per guidare le loro fantastiche aziende in giro per il mondo. Daniela Sbrollini, un augurio alle aziende per questo 2025 oltre che per la fiera. L'augurio più grande che io possa fare è proprio questo, cioè di trovare una politica davvero vicina a quello che loro chiedono da tanto tempo, una politica che non sia, come dire, invadente, ma che sia una politica che possa accompagnare le priorità che anche il direttore questa mattina ha ben evidenziato. Poche cose ma utili a farli lavorare in tranquillità, in serenità, e quando sono in giro per il mondo noi dobbiamo essere vicini, essere fieri di quello che loro fanno, perché c'è una unicità
è un lavoro straordinario dei nostri artigiani, che è davvero un'eccellenza riconosciuta da tutti, ma noi dobbiamo parlare sempre bene del nostro Paese al di là di chi ci governa ed essere vicini alle nostre imprese. Giro la domanda anche al direttore: cosa auguriamo alle aziende che sono qui? Ma auguriamo. C'è stato un momento in cui post-Covid c'è stato un rimbalzo clamoroso, quindi l'economia è andata benissimo, poi un crollo successivo, adesso c'è qualche indicazione non propriamente positiva. Ecco, io sono convinto che se si ridurranno, ripeto, i conflitti in giro per il mondo, questo è l'augurio che faccio non solo alle imprese ma a tutti noi. Credo che con questo ci avremo da guadagnare a tutti, a partire dall'economia, che non dimentichiamo c'è anche un paese da ricostruire, in Ucraina c'è un paese da ricostruire e c'è una società da riformare, quindi l'augurio che faccio è di ripartire tutti insieme. E peraltro siamo in chiusura, vi invito sempre a seguire questa trasmissione ma anche a prendere il giornale, perché ogni giorno dedicheremo 2 pagine a questa fiera, come tu sai bene Mariela, che te ne occuperai direttamente, e attraverso la lettura anche di quello che succede qui dentro, di come evolve il settore, è anche uno specchietto per capire quello che succede in giro per il mondo. Allora ringraziamo il direttore del giornale di Vicenza Marino Smiderle, il direttore di Vicenza Oro Matteo Farsura e la senatrice Daniela Sbrollini, e noi ci vediamo invece domani per parlare di formazione, di ricambio generazionale e anche di qualche novità proprio nell'ambito della scuola che riguarderà Vicenza. A domani!